del nastro che verrà effettuato dietro alle mie spalle sopra la rampa. Oggi inauguriamo queste opere, questi lotti, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, poi da Cerea su Casal Leone lo chiudiamo, è già appaltato, quindi lo si chiuderà alla volta del 2026. Chiudiamo sostanzialmente un progetto che è unico, Treviso, Ostiglia che a Mantova, e questo significa 118 km, significa poter dire a un cittadino di Cologna Veneta, saluto il sindaco ma saluto anche gli altri sindaci presenti, significa dire Zappa a bicicletta e non arriva solo a Treviso, arrivi a Trieste in bicicletta, cioè si farà Cologna Veneta, Treviso, anzi da Venezia poi si prende la Venezia-Trieste. Quindi voi capite che in questi 9.000 km troverete veramente delle infrastrutture che sono uniche. Una infrastruttura che ci permetterà di visitare, poi lasciar visitare la meravigliosa pianura dei Dogi, che sicuramente non è così conosciuta come meriterebbe. Direi che è un buon punto di partenza. Allora, gli ospiti che arrivano in bicicletta cosa troveranno qui a Cologna Veneta? Qui a Cologna Veneta troveranno un ambiente innanzitutto confortevole, con delle persone che gli serviranno per quelle che sono le loro necessità di stare bene, mangiare, bere, portarsi a casa un pezzettino di mandorlato e soprattutto un po' di emozione di una deliziosa cittadina della pianura dei Dogi. Presidente, quanto manca per arrivare a Treviso? Fondamentalmente è concluso, perché con questa inaugurazione di oggi si arriva a Cerea, dopodiché mancano gli ultimi 8 km Cerea-Casal Leone che sono già appaltati e quindi si realizzano entro il 2026, infine mancano gli ultimi 8 km per arrivare a Ostiglia. Da qui arrivare a Treviso non manca nulla perché è tutta realizzata. Diciamo che questa inaugurazione ci permette di dire che a ritroso da Cerea a Treviso non manca più neanche un metro di strada. Sono emozionato dal fatto che è un'emozione che mi si ripresenta sempre quando incontro i Veneti e vedo i Veneti, il popolo veneto che apprezza quello che facciamo sul fronte delle viabilità, sul fronte della sanità, che è stata una grande battaglia, sul fronte di molte opere, di molte iniziative, l'autonomia non dimentichiamola, oppure, visto considerato che siamo in provincia di Verona, vorrei ricordare, sembra quasi un controsenso, le Olimpiadi invernali, perché io ho voluto che l'inaugurazione delle Paralimpiadi, la chiusura delle Olimpiadi si faccia all'Arena di Verona, anche lì 20 milioni di euro per rendere accessibile totalmente l'Arena di Verona. Una delle battaglie che lei ha portato avanti è quella dell'autonomia. È un po' avvilente assistere alla Medina che sta facendo per la scelta del suo successore, una decisione che sembrerebbe poter essere presa a Roma. Ma guardi, io non entro in questa partita, nel senso che non me ne sto occupando, sono rispettoso dei ruoli e ho sempre detto che portavo a termine questi ultimi 5 anni e l'ho fatto, l'ho dimostrato con i fatti, ho rinunciato a una corsa all'Europea, a un seggio sicuro un anno fa per restare qui e mantenere la parola data ai Veneti. E questo è il mio marchio di fabbrica, quello che succede fuori e che non mi compete diciamo che non lo commento, appunto mi fermo qui.